certo, sì, vale la pena iscriversi all'Università di Cagliari. Io ho studiato qui, poi certo ho fatto un percorso successivo, però una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, quello che conta in Formula 1 è saper ragionare. Tante volte durante un'intervista viene chiesto anche un semplice rompicapo, come si risolve un piccolo, stupidissimo rompicapo in un momento di stress. E quello che conta non è tanto dare la risposta giusta, si viene testati su come si ragiona e come si reagisce in situazioni di stress. E io personalmente penso che venire da un ambiente, possiamo dire, un po' più sfavorevole di un altro, sia un qualcosa che formi il carattere, un qualcosa che aiuti in quello che poi è il percorso successivo, in quello che sono le difficoltà che si troveranno nella vita di tutti i giorni a lavorare in un ambiente come quello della Formula 1. Cosa fai oggi in Formula 1? Io sono un aerodinamico per Renault Sport F1. E di cosa ti occupi quindi? Mi occupo di disegnare e progettare i componenti aerodinamici sulla macchina che corre in pista e anche di testarli in galleria del vento.